Saluto a totus e benvenutos a Contanos, un podcast che pertocca cales sia questione di interesse. In cada puntata un ospite diverso nos conta di una cosa che l'aggrada, risponde da unas cantas preguntas measa e nos cosizza pure qualche libro e legere. E commenta morbidi sa puntata supra de Gramsci, sos primos 30-40 annos de su nuigentor fian triula dormeda pro s'istore sa Sardegna. Su boccidrosu de Bugerru, appustisi su badalogu pro sos prezzos de su pane in Casteddu, la prima guerra mondiale e appustisi sa condenna a 20 annos del regime fascista e criminale appustisi de su 1922. Ma est in custos annos e totu chiesin a campu personalidades che appustisi sun diventadas connotas in totu su mundu, commente a Gramsci, po narrere, che amos trattato in sa prima puntata de su podcast, ma vinzar grazie a Deledda, po narrere, scrittora nugoresa e che ha vinto su premio Nobel in su 1926. Atterar di queste personalidades sardas sun connotar mancare vetti Sardinna, Emilio Lussu, po narrere, Antioco Casula, chi conoschimus commente Montanaru, e atteros puru chi moe misos caressende. Atteras personalidades puru, però, dian a meressere de esse connotas a prus e menzus e de essere studiadas in Sardinna, ca imparende cosas supra sa vida di soro, imparamus istoria sa Sardinna e tutto. Una di queste personalidades est Marianna Bussalai, scrittora, attivista e intellettuale de Orane. In questa puntata mi faccio una ragionata con Giovanna Cottu, ollollaesa, insegnante di inglesu, che ha girato in sardu, pares con Francesco Casula, una biografia di Marianna Bussalai in intro de sa collana Homines e Femminar de Gabbale, pubblicata su 2017 da Alfa Editrice. Isterrimus con Giovanna una bella ragionata pro conoscere menzu sa vida e sas ideas de Marianna Bussalai, pure può comprendere proite est importante a conoscere questa femmina e a studiare. Tenete vos conto e istentate vos. E dunque, l'ospite de ose, come te vos apponadu, est Giovanna Cottu, che est un'attera paesana mea, che ho intervistato pure atteros paesanos meos, ma mi va che sempre piacere a andiamo atteros e a fare una sortita all'ollaesa, andiamo in questo podcast pure. E beh, Giovanni, te parimus. Tutto bene, ed io sono contenta di suonare un attimo di online e di suonare di questa figura manna che io mi amo rappresentare. E sono proprio contenta di lui e di questo medio moderno, di essere un podcast, e vinsa sì, 2 anni fa, si sta importante a lui pure in persona, e suonare di questa queste persone. Certo, infatti sì, ego so contento non solo che siamo paesanos, ma pure che cada ospite a me mi impara qualche cosa nuova e è sempre una lezione un po' meneca, ma poi fatto una cultura, ma mi sa so che nos ascoltano, spero. E difatti sì, queria cominciare con questa prima pregunta, che è una pregunta generale, potremmo narrare. Contanos chi è via Marianna Bussalai, badai gente pure chi nos ascolta e non ha mai inteso manco questo lumene. Eia, Marianna Bussalai, questo nome non lo conosco mancheo, l'ho conosciuto la prima volta, comunque sono laude di 8 anni, sul 2007, non l'avevo mai inteso. Torna a narrare, sono contenta, Ida e Ustatobiu, me da gente non la conoscia da uomo, potete intendere questo lumene, e la potete conoscere. Ah, la verità è che Marianna Bussalai, di storia, non la proprio in considerazione, in considero. Che la dirmenti la posta essermenti ad ordo, i solvido. E tanto questo è un momento importante della istionare, della ponere, di ridare inizia un posto in tutta la storia della Sardegna. Marianna Bussalai è femmina prima di tutto, ideologa, scrittora, traduttora, ha scritto pure poesia, non solo in scrive in prosa ma pure in poesia, e scrive in sardo e in italiano. Marianna Bussalai nasce in un vidi solo di Estorane
nasce su 1924, però la podimus definire vinzas a turmentà una persona mala sortà a 43 anni non lassada, su 1947, a minoredda sudurrutta e usturruttorda mala, l'avia dato venire una gobba e questa gobba l'avia da compromettius a respirazione alla via da e causau los problemas a sa s'anima. E dunque non riuscia a respirare bene e per per esempio sa medinas. In plus tenia puru atteras maladias a sos ossos, a sos muscolos. Dunque una persona debile in su fisicu, tenia tutta questa problematica de su fisicu de maladias, però eo depo narrere, depo marcare questo fatto, i saudi tostorruda e si sta una persona meda orte può mandare da innanti tutti i valori della idea sua si teniada desa sardina di una sardina de su tempo venidore e de sos sardos. Amor fatto Giova, pensa su un'altra puntata sopra un personaggio sardu che soffria da quando via minoreddu de una maledia sischina, che appusti si sta barrau incrunau e sta barrau minoreddu, però da fatto cante e plus forse da Marianna Bussalai che vidi Antoni Gramsci. Mi pare che va una specie parallelo vinza no tra Gramsci e Ma Bussalai. grada questo paragone. Non rischio, ma ti dico la verità, non rischio manco che Marianna Bussalai hai attento a questi problemi de salute. Però tappo segau, scusami, No. vusti terrende sa biografia, no, so dator generale. No, su prusu può aumentare pure puntos importanti de su prasuo, de sa famiglia e de sa domo de Marianna Bussalai, però m'aggrada a me da paragone esatto a totarduos debiler da un'ala, ma ortes e pilastros da esatera, proprio odinas, o no, mentre namus in vita Eia. da esaterala. Sos annos importantes po Marianna Bussalai, issa cressit in custa domo. A invernos non tenne più sa mamma, di che mori sa mamma, e cresce di una sorella e una figlia. La figlia Graziella Angioi, quando uomo è doveroso proprio lo devono usare a aumentare il seminato, a Marianna Bussalai è una discendente di Maria Angioi, del rivoluzionario Ah, Mannu, della razza de rivoluzione bono sarda. tanto. Sa mamma venia proprio da sa famiglia de Angioi. E sa famiglia de Gio Maria Angioi stava diciamo apessi domo in nuove espressi a Marianna Bussalai di Fattia, no? In orale. In orane, innanti desi che tramudare a bono, poi sa famiglia de Gio Maria Angioi stata in bono. E noi non si murrae dai bono, ma infatti sa origine de Zuni in orane e a parte si può pensare pure in Marianna Bussalai tenza da cartigene, cartiosa, rivoluzionaria proprio da Gio Maria Angioi, no? no? Su parente, certo. Da suo parente. E su questo importante, in questa domo, io a la prima cosa che mi viene in mente da Marianna Bussalai, lo lamentamos, è in Orani, noi in Castello, noi in Taffari, è in Vino di Pittolo. E su tempo del fascismo, siamo allegando issa crescere e del battoro, dunque sono vinti regalo una filocca, no? Perché 7, 20, no? E su 20 il battoro tiene 20 anni, e dunque è proprio meso del fascismo. Vinza sa capo della guerra su 40 inde, issa morì su 47, e dunque sapete tutto questo tempo, in questa domo, Angioi, ma de Marianna Bussalai, in uve issa ed attovioso, uvaoso, appura, un crustiedro vezzente de orani, come lo educede a su sardismo, a issa este sardista della prima ora, in orane la mutini Mariannetta de Sorbatto Moros, a issa si osi d'una bandera, issa è tutto de Sorbatto Moros. Tanto poi questo è importante, con l'umenauso semenato, la famiglia, la domo, a questo domo si può definire, ovviamente la definia da il professor Colombo, Michele Colombo, lo vita, su eurodeputato in Anestria, in la grotta della vita. Del livello, poi abbiamo una puntata sopra Michele Colombo, sopra isso.
E sulla definia questa dommo un microcosmo proprio di resistenza sul fascismo. In dove mi urini sa riflessione, pure sa briasa, sa discussione, lo sconfronto. E è bello aumentare, intenta desinare, e hanno questa stata prima presentata del libro in sardo, la traduzione atta e sopra di Marianna Bussalai, pare su Francisco Asula, un'ape di vita. E a te l'ospite di Micheli questo podcast. Colù si è presentato sul 2017 in Orano, in Capitanni Ah, e all'Isisi e ho abortarmi lo stesso mi pariada. Io avevo sempre un'altra Marianna Bussalai, e io sono questionava da come una persona aveva video a avuto del suo partito, se le legande del sardista, di tutti i dati dettando. certo. E dunque si istionava di questa persona, di questa Mariannetta di Torbato Moros, o la multiana la signorina Mariannetta proprio, e a pensare ho belle mi dà bisogno di un'emozione e si sta bello a istionare un professor comune di Marianna Bussalai. Che l'hai connota, queste volte si può L'abbiamo nota. l'unico che ti podia capitare che le essere connota e dunque chi ti podia vincere narrare cosa hai abidu e cosa schia deis a mezzo de caleseggia d'altra persona. Idea, teroso. E dunque l'importanza di questa domo, mentre lo in dove a volte si arrivava pure la polizia a mancare stiamo benissimo in antifascistas tanto di piana portulare sa domo, però i nive in orani spia non di urini e tanto in qualche maniera si piano attaccare il manifesto, solo candina da posare bandera del partito sardo. Tanto riesistiano in qualche maniera gente Olanda li siano in questo momento di sua polizia e che lo davano in una inestra proprio lo montavano dove dettando e che sparia tutto so namusu za sosa si podiano certo, già sprova di attivismo politico desantifascismo a uso. ma Giovanni, il domo de Marianna Bussalai, esattamente mi pare, mancare di pare di un pago banale, però ite vaghiana, e via di un gruppo di lettura, via un gruppo di studio, ite organizzava di essendo musua. Io Saudi autodidatta e già da 9 anni cominciava a scrivere, però insomma a questo tempo è vero io sta bene questa malattia la battia essere accorra in domo, però andava a Dinza sul Monte dei Gonare in cui si guida pure pilota a questi studi. Issa riunione surini politica, però insomma a questo tempo già non essere pure lo spessamento del tempo. Se noi spessamo a un certo punto un scrittore, ella ha scritto poesia sua in sardo e in italiano e non solo in sardo, però poi ha dato la traduzione pure le poesie di Antiochio Asula di Avesse Montanaro. Tanto quando pensiamo a Marianna Bussalai e a Ustadommo, uno centro culturale, pensiamo non solo politico, essa educava degli su giardini, però insomma a questo tempo si occupava proprio della poesia pure della sardina e dunque i saudi ia da traduzione della poesia di Antiochio Asula de Montanaro. La cosa importante po Marianna Bussalai questa poesia essere di siu da sardina i vinzas il surestu del mondo, sto esagerando, però sonande, magari tanto si iriano a mostrare la sardina pure a Italia, l'inarre da Italia, mirai, noi non siamo solo eroi collettivi, come tesorareddo, noi siamo pure intellettuali e poetas e dunque di nord di rispetto. In questo senso. E questa traduzione, cada volta che io traduzione di Montanaro si sentiva davvero intenta, orgogliosa, fiera di questa traduzione. Via di un periodo, questa storia della Sardegna, ci pensiamo de figure davvero de livello arte meta, magari sin de questione a pago, Marianna Bussalai è una di queste che conosciamo troppo pago, però posso dire che pure Gramsci mancare sia di un intellettuale di livello mondiale, pur scarculao i forar de Sardegna e i forar de Italia,
mancari essere su capo di munare del suo partito comunista, però ma bizzo chi lo sconoscimus pagu, eppure si abbadias a Marianna Bussalai, Antonio Gramsci, Emilio Lussu, Montanaru, tutto questo fianta praticamente vedales, no? Sono i sormatti 6 anni. I tatter datas importante veste issa vida de Mariannella Sorbato Moros, come te la queremos butire, o Eh, Marianna Bussalai. beh, a datas importantes quando issa incominciava a collaborare giovanedda a issa rivista sardas, a Viza su 26 ha collaborau su quotidiano di Sdazi, il Solco, in cui pubblicava da Sosa sia Iada, e poi atteras rivistas italianas, rivista Reminas, Cordelia, Lumen, Lux, e in uve poi s'abbizzavan deumente usta poesia de usta Pilocca, de usta giovanedda, udi importante po bellesa e armonia, e proprio in cussa rivista l'avia onnota Montanaru e l'avia dimandau de a essa traduzione de sa poesia suas. Mariannella de Sorbato Moros este una artista da sa primora, a issa da Pilochedda minore, is orbai curdas elementares, si dimandava aumente mai storia dell'Italia non venuta e non per mai storia di Sardegna, e quando è arrivata a una conclusione. Si vede la Sardegna non è Italia, ma su Prusu la Sardegna tiene di storia bandas, e in questo noi vediamo proprio l'amore e il pensamento di Marianna Bussalai mente sardista, s'amore posa Sardegna e posa Sardos. Invece un'altra data importante, sempre in dare Marianna Bussalai, in questa cosa de intellettuales, ed è sul periodo fascista, al fascismo del regime, si era namus una vetrina de idee, mentre si interessa a sas artes e a sa musica de Tottuve, Ducas pure de sa Sardegna. Una data importante su 1937, quando s'affidana sa commemorazione di questa celebrazione sardas a Marinetti, e tanto Marianna Bussalai non poteva basilare sta cosa. Posso pensare. A issa poi no a basilau este in una posti trasos namus sas personalidades sas persones importantes a Gio Maria Angioi, che l'hanno proprio in modi. E tanto Sinesa da tale punto si pone in contatto con Montanaru, dimandandogli di scrivere un'epopea di sopra de Gio Maria Angioi, desa rivoluzione, de ustu rivoluzionario nostru. Ma su fascismo noi si potevano ponere in artu una persona, una ribelle, come a Gio Maria Angioi. E tanto Montanaru de sicuro non l'ha dato, si pensa che non l'ha dato a proprio tanto l'avviana insegnato cavalieri. Bene, Giovanni, tu sei insegnante, anzi sì, posso pure un'arre no, che se sei stato pure insegnante a me, quando vi ho pitatello di sas elementares e mi lamento galu, però il suo traballo tuo, tu namus das importanza a queste cose e tenes pure un'esperienza proprio imparare a sos studentes tuos de custas figuras, e mentamus puru chi Marianna Bussalai che ent'annor faghede o Vinzas Prurde che ent'annor faghede naraia chi si scola italiana non si studia si storia sarda, ma galu o in die si scola italiana non si studia da si storia sarda e non si studia da galu prospagu Marianna Bussalai o altre figuras importantes che amus in storia nostra. Ecco, tu in scuola quando vai a lezione, dai te convinzas però ister sa questione sopra de Marianna e in quale contesto storico che la pones? Ho a su solito per esperienza di tempo ultimi anni in Sarmedias, parto da sa persones.
La prima volta in este incappau a legare una persona importante, una persona de cabali, mentre a Gio Maria Angioi, est stau a un alunno meu m'ha dimandau de pode presentare un argomenti di supra de Sarvinna e podiat essere abbinau a sa rivoluzione francesa. Tando st'argomenti de custu locu in sardu. L'amus preparau paris, issus adattu totu da chirca necessaria. Eu di supra propriu de Gio Maria Angioi, de sa rivoluzione sarda, e poi c'amus istionau puru de patriotta sardu a Sorfeu Lattarioso, de Francesco Ignazio Mannu, a ust'opera, custa importante a su tempusu, e si sta traduia, e ho la proposta in questa maniera, e si sta traduia da un scrittore inglese, in su 1849. Dunque, l'opera di Francesco Ignazio Mannu, di patriota sardo a Sottogattario, può essere preso a Sammano, procurare, moderare, barone sta tirannia, no? Esiste in inglese, in un libro, è scritto da un scrittore John Ware Tyndale, e l'aveva descritto quando venne in Sardegna, per curiosità, aveva letto di Sardegna, aveva letto un libro in Inghilterra che allegavano a male da Sardegna, e io iria di Sirio mentre si viveva in Sardegna. E da Ripau aveva letto pure quest'opera, Ustinno, e aveva dato la traduzione. Dando mentre argomenti dell'esame di terza media a questa maniera i alunni meus, questo alunno in questo caso, possa istionare questo argomento. La proposto proprio per questo, avessi in inglese, un preso all'estate, una cosa mega interessante, nessuno Certo. i procurare moderare si sta traduendo su 1849 da inglese. Non dis io. Ed io la piscovia ottando. Dunque, tu da questa esperienza con questi studenti ha già cominciato pure un amuso a fare lo spuro, non è che ti sei spasata con l'esperienza di questa tesi sopra Giovanni Maria Angioi. E tante le cose ha fatto con i suoi studenti e di quali figure si occupano. Però è importante, secondo te, a imparare queste cose in scuola. Da questa esperienza da fatto poi anni accustisi, ha fatto Marianna Bussalai, che l'ha fatta nel due volte. È una cosa importante che quando vedete la domanda della Ende, queste due semenande hanno due domande a dire non sono Marianna Bussalai, non ha un nosene, magari non spanto meda, noi siamo nostri di numero grazie a Deledda, fatto pure grazie a Deledda, però stanno fatta Eleonora d'Arborea e nessuno non si chiama Eleonora d'Arborea, il suo alunno di terza media, e tanto ussu è regalo più spantoso. Dunque, se ho deciso di andare l'esame di terza media che pongo queste sono importanti. Penso che fare pure Gramsci, mi l'ha dato pensare, ma penso che ha fatto Giovanni Maria Angioi, ma posso pure pensare di carcateromine o eminate, cabali. Poi un'altra cosa in questa grada su alunno meo che hanno omo, sempre a tu in inglese, ma cosa esame di terza media, e stai sopra dei sosinnos. I sosinnos nazionali, ed ho fatto su Regno Unito, su America e poi su Sardi. E usù questa grada umeda, un sa banderas, un tutto su esti sopra desa sardidade, in inglese. E te, Giova, sopra di Marianna Bussalai, che tipo di lavoro ha fatto gli studenti o gli studenti? È biografico? Te lo ha fatto trattare sopra di questa figura? Tanto, ho parto da un confronto internazionale, ho presento figure di Emmina, o mentre non si scollegarmi a satira materia, in italiano, in Italia di Montalcini, e in inglese presento per esempio Emmeline Pankhurst, che è esagliata Wundhausen nel movimento delle suffragette, no? Gli ha permesso, di primo ringraziare Issa, gli ha permesso un salotto del movimento suo,
a sa semina de arribare a su voto, quindi sa poi non vi ho pruso ando deciso a votare sa semina da sopra de 21, da 21 in su. Dunque, se ho parto da figuras internazionali, sa emina, me dar vortas. In questo caso, so endo questo esempio. E tanto fonzo a Mariana Bussalai, a Greta Deledda, a Leonora Tarcorea. Poi un'altra figura internazionale potrebbe essere Malala, a este crisi contemporanea, quanto este za situazione, za Certo, condizione de sa semina, za in certos stados che sono a larghi a corso dai noisi, e dunque arvesto più confronto. Desa figura desa semina zitanatu e Marianna Bussalai io la presento proprio incominciando da su fatto est una emina straordinaria. Lo posso narrare in inglese? Outstanding. certo. Outstanding women, quindi donne straordinarie, eccezionali. E hanno due allegar de emina straordinaria, sai, a me mi commuove de meda, ando spesso, io non la unosio, e pur un scusero, un disegno spionante, mi pare sempre, devi scoviare galo una terra volta, Alessa. No, poi esatta la cosa più spantosa pure, forse esiste, potremmo narrare che via praticamente una paesana nostra. Cioè, ora ne Che, online siamo schizionando un quarto d'ora, ma vince la tua che, vita che hanno sempre tentato ligammene, che si sono sempre questionate, ora ne so che venivano online so a, se è stato a sa a... sesta, o vince a colare tempo in istiu, da e medaca, è davvero. in ora ne este calentoso, istiu, si che venivano online, ma noi spuru andavamo su po' mille altri motivi a ora e dunque se ste gallo più spantoso che questa personalità importante non la conosciamo e te Sì. iscritto suo già va e te accatamos e te podimus Tanto. leggere Mm. proprio a firma di Marianna Bussalai. Mariana Bussalai ha scritto poesia in sardo, che bella Nugoro, ha scritto no? Che bella Nugoro. E poi una poesia con Sorbatto Moroso, nava da viva Sorbatto Moroso, inisso de si spera, inisso de si settu, viva Sorbatto Moroso, sa sarda bandera, commenta este in suppettus, este puru intro so scoro, su de Mariana Bussalai. Poi tutte le traduzioni, le opere si usano in questa rivista, un po' difficile. Namus Alessà, mentre libro non per meda, bisogna deluare il libro. Aveste questa traduzione in sardo, e questa traduzione erzo marcare, erzo ponere in chiaro questa traduzione di una tesi di laurea di una pilota de Orane isinada Marta Brundu. Ma ando intro a Susiti, entravo sempre, entravo in sa cattimesa homme sospesi, disetto. Asinono in cui viu tutto su gli scritto Marianna Bussalai, za vida e za sopra, su scrittos. Tutto questa traduzione, sa poesia sua, però ose no attammisu di andare a operare, a ordinare, nuda de Marianna Bussalai. Assunessi si ves qualcuno, i lissidi, i visuni, l'uniada, intende questo podcast, l'uniada, a io e zoi siri dove lo spode operare. Però Giovanni, tu e tu hai scritto una biografia di Marianna Bussalai in intro della collana di Homines e Femminar de Gabbale, giusto? Sonande ussu, a parte questa traduzione, queste ussu Hominas e Eminar de Gabbale, de Alfa Editrice, pari su Francisco Azula, Marianna Bussalai e così via, Marianna Bussalai è la traduzione in sardo, pruso, per scarchi commento, ma SPA, da esa tesi, lo ripeto, è importante abbonare, la tesi di Marta Brundu. A io la fa ringraziare sempre, hanno già la sauna Sisolzo. Un'eredità di manna letteraria e sopra di Marianna Bussalai. Ha fatto bene. Mo su 2017 sia questa traduzione, questo libro in sardo. Poi, ecco, i su podcast, ecco, per esempio, a suoi ospiti, non sconsigliare o un libro, ad ospiti che hanno consigliato documentari o film, siti, o vinzano, no?
namus che in su caso di Marianna Bussalai non podemos considerare un libro po' conoscimento sa vita sua, po' conoscimento su chi ha fatto, sino tornamos a andare a traduzione La che ha fatto traduzione. due Francisco Casula, però vinza si chiarimus occasione per narrare in questo podcast che questa figura che era tornata a studiare, che era tornata a scoprire e chi è mancare occupando di storia sarda del suo eventos o di figuras importantes, può mancare dedicare sforzo, dedicare tempo a fare che conosca questa personalità che va pago e non è sempre chi si accatta da materiale sopra sui argomenti che trattiamo, anzi penso che l'importanza del suo podcast sia finza scusa, che non è sempre chi si conoscenza le accattamo iscritte, se le accattamo iscritte menzo e cosiddamo a sos che nos ascoltano ad cercare libro, ad cercare, però se non si accattano su punto di riferimento ad barrare questo podcast e speriamo su questo sito che lo torna a Lugare, che lo torna a fare disponibile per tutti, su casi no si perde pure questo pago dei studios e delle conoscenze che abbiamo. È vero, io lo ripeto, io invito gli sia da ascoltare il podcast, i visuni libro di scritto o sito di nuove Zallega di Marianna Bussalai, di due impresa e pone di Marianna Bussalai, essi mancari articolo o de sotto bene o articolo de da nuova, o moda fa sta una persona che ha dato un attovio e veste cartiosa di YouTube, ma non dura medissimo. Ora in un film sopra di Marianna Bussalai, questa registrazione, se spesso viene a Maniande, cartiosa de Issa. E poi nos informiamo mezzo, però in questo momento non tengo una bibliografia da narrare, a parte questa rivista si so già Lumenau, no? Ma un libro istione proprio di Marianna Bussalai era da scrivere. E speriamo. Ripeto, su podcast in questa occasione, però Eh, chi si chiede a fare un progetto nuovo, chi è a gana di imparare, chi lo faccia e chi lo faccia per tutti, però non puoi essere tu e via. Bene, bella bera, abbiamo fatto una cosa nuova in questa puntata di questo podcast. La prima volta che invece di consigliare il libro di leggere, consigliamo un libro di scrivere, consigliamo a qualcuno che ha da gana e tempo di si ponere a studiare in mezzo su questa figura, che si paga con nota, ma importante, che si ponere a studiare in mezzo su questo periodo di storia sarda, a innantisi, durante e a postire del regime fascista di Mussolini, e chi sai che qualcuno non faccia davvero una bella biografia di Marianna Bussalai. Giovanni, ti torno grazie per tutta questa bella resonata che nos abbiamo fatto, per tutte le cose che nos has imparato e per nos hai contato pure delle esperienze tua come insegnante di inglese, che però è batti da intro su insegnamento suo, argomenti originali, argomenti nuovi. Ti torno grazie per tutto ciò che nos hanno e ande vaghe me da satteras. Grazie a te Alessandro, è stato un piacere a ti tornare a dire e speriamo di nostro da studiare pure in persone. Grazie a tutti che ascoltano questo podcast. Grazie Manu a Mazirdau, a Mardau 2, Mazirdau mente podcast namusu, a Mazirdau la possibilità, l'opportunità di allegare la terra volta di Marianna Bussalai. E Giovanni, grazie e a te la volta. A terra volta, sveglia. Avete ascoltato Contanos, un podcast che pertocca calesi sia questione di interesse. Se abbaidate la descrizione di questa puntata, vos ha lasciato uno scanto a cappioso e legamenes, però conosco mezzo questa questione che abbiamo sterri di voi. E fizza sul riferimento sul libro che ha commentato e che ha mentovato os ospiti questa puntata. E accattate spurusa email mea se mi volete inviare preguntas o commentos. Questo podcast l'ha provato Deo, Alessandro Columbu, con l'aiuto dei suoi ospiti e via. Adios.